Buongiorno da Leandro Maggi, 71 anni dalla tragedia dell'alluvione del 1951 in Polesine. Un'alluvione che fa da spartiacque per il nostro territorio. Per ricordarla siamo andati a trovare Galliano Pivaro e Gastone Romani, che a quel tempo erano bambini ma che con lucidità ci ricordano alcuni episodi, alcuni stati d'animo di quelle giornate. Quanti anni aveva quando ha rotto Po nel 51? Aveva 9 anni, sono del 42 e io del 51. Aveva 9 anni, già con P anche. Sì, mi ricordo bene l'alluvione, mi ricordo. Ma lei è stato sfollato? Oppure siete Poca roba, perché la mia casa lì, che lì è vicino all'Argine, no? Allora gli argini erano anche più bassi, più terra lì. Ne avevo 20 centimetri, diremmo con la rotta mezzo metro, dopo è giù 20 centimetri. Poi sotto le feste di Natale, siccome che la piazza di Bottrighe, dove abitavo io, alla piazza c'era un dislivello di mezzo metro, adesso col tempo gli hai anche la piazza, no? E l'acqua, diremmo, vicino alla colonna del paese, altri 4 cave argine hanno poca acqua. Che il fatto che dopo Natale siamo venuti subito e era l'acqua, diremmo, sempre in paese, ma quelli nella riga lì della via Veneto e via Umberto Maddalena verso l'Argine l'acqua non c'era più, però lui sta via, tanti andare a lavorare e a cattare lavoro, insomma, via. Ieri in 5.000 rotti, siamo cattati in 2.500 dopo il paese ha cominciato a calare perché tutti correvano in città a lavorare nelle fabbriche. E dopo non sono più ritornati? Comandi? Non sono più ritornati dopo? No, dopo i ritornai chiamavano in gli diceva che a me piace mangiare il pollo, insomma. Veniva qua, si intrigavano e venivano qua dai parenti, diremmo, no? Sì. Facevano le ferie qua a Bottrighe. Occhio Bello prima, sì. E ad aver fatto saltare la fossa di Pogliesella per deviare, perché sennò mandava a fondo Rovigo, no? E allora, avendo rotto a Pogliesella in canale A, giù per qua da Nantri qua nel paese nostro, però la fortuna è sta che c'era la ferrovia della Veneta, quella che ha buttato giù il ponte, che passava il treno, sì. Ha fatto da scudo all'acqua, e l'acqua è venuta, diremmo, dalle parti di Adria, è venuta su, così non ne passava onda da far danni anche. Ma si ricorda di aver portato su le cose ai primi piani, ai secondi piani, i suoi genitori? No, in casa nostra avevano messo la cucina sopra la tavola, no? I letti, perché erano alti, ho detto tanto viene 20 centimetri, anche i letti una volta alti, quel paio. In casa mia, diremmo, ha fatto poco danno, solo che quando se ne ritornava, più caldo facevano, più acqua veniva su dai pavimenti. Si ricorda i bestiame, sono riusciti a recuperarlo oppure? No, con la barca c'era un certo Vicentini, ex trifolaro, tartufaro, andava, mi portava con la barca, lui è un zio mio, e mi mandava sul pagliaio a pigliare le galline, che dopo le cucinavano, le era dure come il marmo. Ma il bestiame è andato perso o sono riusciti a recuperarlo? No, qua gli ha portato tutte sull'Argine, dopo poco i mediatori gli va. Comunque tutto il bestiame, tanti, li ha portato sull'Argine del Po. Quindi non hanno perso soldi? Toccava tanti venderlo perché mancava foraggio, mancava il mangiare alle mucche, che roba lì. Ma quanto tempo è stata allagata Bottrighe? Bottrighe, mia signora, per le feste di Natale, l'acqua era, la chiesa aveva 1 metro d'acqua in chiesa. Sarà stato 3-4 mesi, così. Dov'era che era sfollato lei? Mi sono stato sfogliato 28 giorni a Milano da Nasia a Gorla, vicino dopo che ha bombardato le scuole in tempo guerra.
Qua nel paese quelli che diremmo che sono andati a fondo e doveva ringraziare i goresi là, qui di Goro, gli arrivati tutte quelle barche e andare a salvataggio nelle case. Abbiamo aiutato quelli di Goro. E la volta bisogna che dica la verità, qui di Goro, abbiamo tutte barche dei fraresi qua, no? Che ognuno danno a dare una mano a salvare la gente in campagna. E era anche un anfibio, ma era di problemi con i metalli sotto le reti, che roba lì non era buono passare bene. Invece loro con la barca e riusciva ad andare, no? E era sul tetto la gente, E hanno salvato delle persone. Sì. Cosa si ricorda di quei giorni? Che mia zia Giacinta in bicicletta seduto sulla stecca, io e mia sorella, quindi in due, ci ha portati a Corbola, località Sabbioni, vicino alla chiesa di San Bellino. Un oratorio della famiglia Fusetti fatto nel 1800. Quanto tempo c'è stato? Siamo stati fino alla fine di novembre, dal giorno della rotta. Ma lei a quel tempo era bambino, si ricorda più divertimento o più tragedia? No, come bambino divertimento, perché sono nato in una famiglia che erano in 9 e dormivamo tutti in una stanza. Era da solo o aveva qualche fratello con lei? Sono nato con mia sorella, profugo in Corbola, e dopo hanno diviso i ceti. Io sono tornato a Botterighe, mia sorella invece è andata dalle suore a Lucca, in Toscana, perché qui c'era l'acqua fino sotto la sedia, e dopo è andata giù subito, perché qui siamo 2,5 metri sul livello campagna, dove ha i piedi lei adesso in questo momento, e siamo al zero idrometrico. E l'acqua è andata anche in chiesa, a località Capo di Sopra, via Umberto Maddalena, sono arrivati anche a 2,5 metri. In zuccherificio l'acqua era quasi 3 metri in zuccherificio. Quanti dopo l'alluvione sono andati via da Bottrighe, a Milano, a Torino? Fa conto, facciamo una proporzione, su 500, 250 si sono fermati sul posto, come parrocchia era intorno ai 4.200. E dopo l'alluvione? 3.000, e adesso sono 2.000. Ma qual è quel ricordo che le è rimasto impresso, lei bambino di 6 anni, in quel periodo? Terrorizzato, perché per strada si vedono camion con le barche su, andare e venire, e la mia zia con mia sorella sulla stecca in bicicletta mi ha portata a Corbola, e lì non sono più andata a scuola, ho perso l'anno. Mia sorella è andata ospite dalle suore della Visitazione a Lucca,